È ripresa la campagna nazionale Aprite quelle porte, ovvero momenti di riflessione e sensibilizzazione sulle urgenti problematiche che ruotano attorno al mondo delle case di riposo per anziani, che vede protagonista lo Spicigelle del Veneto, che in ogni territorio provinciale analizza i punti di forza e di debolezza del sistema per trovare delle modalità efficienti per venire incontro alle esigenze crescenti delle persone anziane e delle loro famiglie. Lunedì 6 maggio è stata la volta dell'area veronese dell'USL 21 di Legnago, dove è stata organizzata una tavola rotonda. Noi siamo un territorio che ha 18 ospedali, 67 case di riposo, ben 3 USL, eppure non è tutto oro quello che luccica, nel senso che c'è un disquilibrio tra un territorio e l'altro, per cui in base a dove un cittadino abita riceve dei servizi, quindi abbiamo dei servizi, come dire, non omogenei su tutto il territorio veronese. Le famiglie, purtroppo per la crisi che sta attraversando, tendono a tenere sempre di più l'anziano nella propria casa. Questo non per scelta, diciamo, consona per le condizioni dell'anziano, ma proprio per un problema economico, ed è questo molto sbagliato. Dopodiché sulla domiciliarità, come dire, pur dando risposte alle persone, spesso sono risposte minimali, nel senso che sono poche ore alla settimana, interventi minimi, spesso non c'è coordinamento tra ciò che offre come servizio sociale il comune e ciò che offre come integrazione sanitaria invece l'USL. Nel corso del confronto sono emerse criticità legate all'attuale penuria di risorse, ma anche aspetti qualitativi del sistema dell'USL 21, quali un'assistenza domiciliare strutturata e una residenzialità diffusa, ma innegabili anche le incognite per la mancanza di risorse e naturalmente queste sono legate all'immediato futuro. Ci sono delle forti difformità su come vengono date dal punto di vista quantitativo e qualitativo i servizi. Cioè ci sono delle concentrazioni di servizi in un ULS piuttosto che in un'altra dello stesso territorio provinciale per effetto dei rapporti di forza che si sono costruiti e si sono sedimentati negli anni. Questo è drammatico perché vuol dire ancora una volta che noi abbiamo visto nel giusto quando abbiamo lanciato questa campagna, e cioè che manca una visione unitaria del territorio regionale, manca addirittura una visione unitaria del territorio provinciale. Questo è drammatico perché il diritto alla salute non solo è difforme, è diverso da provincia a provincia, ma è fortemente diverso anche all'interno delle stesse province, a seconda di dove tu abiti. Qui la cosa è particolarmente marcata, il territorio di Legnago è uno di quelli più penalizzati rispetto al resto della provincia da tutti i punti di vista. Dati oggettivi ci parlano che sostanzialmente non c'è copertura totale per tutte le richieste che ci sono, per cui le famiglie sono chiamate ad intervenire laddove appunto non c'è l'intervento della Regione Veneto. Non solo, ma i comuni stessi hanno parecchie situazioni dove sono chiamati ad intervenire per supplire la mancanza di risorse economiche, vuoi da parte dell'ospite stesso, vuoi anche da parte dei familiari. Per cui ecco, questo è l'aspetto più significante sul quale dobbiamo confrontarci, quello della copertura economica dei servizi che vengono erogati.